Dopo 5 anni e poco più, Antonio Di Rosa si appresta a lasciare la guida della Nuova Sardegna. Dal mese prossimo il quotidiano sassarese sarà guidato da Giacomo Bedeschi, negli ultimi 2 anni numero 1 della Gazzetta di Reggio. Cinquantenne Emiliano Doc sarà l'11° direttore del quotidiano, fondato nel 1892 da 4 giovani avvocati progressisti: Enrico Berlinguer, nonno dell'indimenticato leader comunista, Filippo Garavetti, Pietro Sattabranca e Pietro Moro. Da allora si sono alternati alla guida della Nuova 10 direttori. Dal record Medardo Riccio, che ha guidato il quotidiano nei primi 30 anni di vita. Dopo la sua scomparsa il giornale viene affidato al figlio di uno dei fondatori, Arnaldo Sattabranca, ma la sua esperienza sarà breve e burrascosa, perché il partito fascista bloccherà la pubblicazione per 21 anni, dal 1926 al 1947. Sale in cattedra Aldo Cesaraccio, che rimarrà in carica per 20 anni. Da quel momento si succedono gli editori, prima l'industriale Nino Rovelli, già proprietario dell'Unione Sarda, e poi il gruppo Calacciolo, che manterrà il quotidiano sassarese fino al trasferimento azionario a De Benedetti, e poi lo scorso anno al gruppo SAE. I direttori arrivano sempre dalla penisola: Luigi Bianchi, 1980, Alberto Statera, 1983, Sergio Milani, 1986, Livio Liuzzi, 1991, Stefano Del Re, 2005, Paolo Catella, 2010, Andrea Filippi, 2013 e Antonio Di Rosa nel 2017. E adesso la nuova proprietà, con il gruppo SAE, si appresta a riaprire la redazione di Cagliari, che era stata chiusa esattamente 10 anni fa. Non è eludibile il fatto che il nostro giornale intervenga in modo, diciamo, importante, facendo un investimento su Cagliari, questo è evidente. Di Rosa diventerà direttore editoriale di tutte le testate del gruppo. D'altro canto abbiamo bisogno di una persona con grandi energie, con una capacità di organizzare e gestire la squadra, con esperienza sull'editoria locale, e quindi ci è sembrato opportuno portare Bedeschi alla Nuova, tenuto presente il fatto che Bedeschi è persona di grande esperienza, ripeto, sul fronte della gestione dei giornali locali.